Il Natatorium di Treviso, se parliamo di nuoto per adulti, offre una vasta scelta di corsi per tutti i livelli e tutte le necessità. È una caratteristica singolare data dall'orario di apertura dell'impianto. Ma partiamo con ordine, inquadrando il nuoto per adulti a Treviso. La scuola nuoto adulti vanta circa 1500 frequentatori tutti i mesi, nell'arco dell'intero anno. Noi partiamo con le attività con il mese di settembre, le proseguiamo anche durante tutto il periodo estivo e quindi questa è un'occasione per coltivare la cultura acqua e benessere, che è un altro dei nostri slogan come impianto. Questa è una struttura inaugurata nell'ottobre del 72, ha avuto molte vicissitudini. Alcuni anni fa, d'intesa con l'amministrazione comunale, è cominciato un percorso per il recupero completo di questo impianto che è stato ristrutturato totalmente nell'estate del 2003. I motivi, o come detto le necessità, che spingono gli utenti a scendere in vasca sono fra i più disparati. Le motivazioni sono molteplici, la prima è quella di fare movimento, di stare in compagnia, di conoscere altre persone con cui dialogare, con cui trascorrere 45 minuti comunque di piacere e di divertimento. Ho iniziato l'anno scorso per problemi di salute, siccome ho delle ernie discali e mi hanno consigliato di provare nuoto oppure c'era l'intervento. Nonostante avevo paura dell'acqua, perché avevo paura terribile dell'acqua, mi sono iscritta l'anno scorso e devo dire che trovo veramente beneficio. Dal momento in cui uno inizia a nuotare si sente scarico, quindi va a casa rilassato, si sente bene e comunque il discorso di essere in un gruppo e di non trovarsi a fare nuoto libero gioca tanto. Si ha una sensazione di benessere proprio alla fine del corso. Devo ringraziare il primo istruttore che ho trovato, che è stato veramente in gamba e mi ha fatto proprio vincere la paura, perché se non fosse stato per lui, adesso non ricordo il nome perché ne ho passati tanti l'anno scorso, però devo ringraziare gli istruttori che sono veramente bravi. C'è anche chi all'età di 50 anni o più vuole imparare a nuotare. Si parte da una vasca piccola di altezza 90 cm per poi passare alla vasca grande, quindi profondità maggiori. Gli esercizi principali sono galleggiamenti, camminate, quindi esercizi basilari, non difficili, accessibili a tutti. Ci vuole tanta pazienza, affidarsi all'istruttore, avere tanta fiducia in se stessi e anche nell'istruttore, senza assolutamente spaventarsi perché è una cosa normale. In apertura di servizio dicevamo che al Natatorium di Treviso c'è una particolarità per quanto riguarda l'orario. Sentite quando si aprono le vasche al mattino. Qui si comincia ufficialmente a nuotare dalle 6:30 del mattino, in realtà anche un pochino prima, con i gruppi di sportivi, oltre che con i triatleti, tutti gli appassionati che prima di andare al lavoro scelgono di venire a cominciare la loro giornata in piscina. È stata un po' una scommessa, è partita dalla logica di noi che veniamo dal mondo dello sport, siamo sportivi praticanti e quindi nel dare una risposta agli sportivi è diventato poi un'occasione, un'opportunità che abbiamo visto era gradita anche a normali nuotatori che non avevano velleità agonistiche, ma che attraverso questa opportunità trovavano l'occasione di seguire un'attività sportiva a loro beneficio senza sacrificare tempo al lavoro e alla famiglia. Question